Nelle fredde notti d'inverno i nostri vecchi un tempo usavano ritrovarsi nelle stalle, si ritrovavano per i filò, per gli infile, le serate in cui raccontavano storie di fantasia, le storie di folletti, storie di gnomi, storie di strani accadimenti e spesso parlavano soprattutto qui nella zona delle Dolomiti Friulane, nella zona della Valcolvera, delle agane. Quello che è molto bello e molto interessante è che comunque vivono sempre vicino all'acqua, agli specchi d'acqua o ai corsi d'acqua. E molto spesso infatti sono state viste mentre si pettinano o mentre cantano vicino a questi corsi d'acqua. E sono molte anche le storie che ci portano proprio a queste testimonianze di donne bellissime. Eh sì, cari umani. Siete in dubbio se credere o meno alla nostra esistenza? Vi capiamo. C'era un tempo in cui noi incontravamo le vostre nonne quando venivano al lavatoio. Erano stanche e noi li aiutavamo lavando i panni per loro e insieme a loro. Era bello perché ci capivamo, perché erano persone molto rispettose. Ad esempio, prima di entrare nel bosco, facevano sempre un'offerta. Noi amavamo loro e loro amavano noi. Hanno anche una particolare attenzione verso quelli che sono gli accadimenti atmosferici, per cui sanno prevedere quando arrivano temporali, quando arrivano nubifragi, quando il tempo si fa brutto. E non è raro trovare il racconto di qualcuno che sia stato avvertito di tornare a casa di corsa perché stava arrivando il brutto tempo. Si dice anche che spesso, quando succede, quando hanno la possibilità, aiutino i bambini e li salvano se per caso si trovano in difficoltà nell'acqua. Hanno questa grande capacità di essere gentili e generose, tant'è vero che si racconta negli anni, nei secoli scorsi, di giovani che sono stati rapiti per una notte, portati in questa grande festa delle agane e poi riportati alla mattina successiva di nuovo in superficie perché sono stati portati sott'acqua, sono stati portati di nuovo in superficie con anche grandi tesori, grandi premi. Qui da noi si chiamano agane, nella parte della Carnia e del Friuli, per diventare poi anguane nella zona del Trentino Alto Adige fino alla Lombardia, poi diventano ganne. Tant'è vero che nella zona del Varesotto troviamo la Val Ganna e anche il lago di Ganna. E via che andiamo avanti così fino in Piemonte, anche in Valle d'Aosta. Quindi tutte le Alpi conoscono questo personaggio strano, particolare, ambivalente, perché può essere bella, bellissima, giovane, oppure può essere brutta, cattiva, vecchia e può essere quasi una strega. Voi ci vorreste vedere e magari scattare una fotografia. Per trovarci dovrete venirci a cercare con lo spirito cortese. Ricordate che per vedere bisogna saper guardare con attenzione e per udire bisogna saper ascoltare. Provate a venire in mezzo ai boschi, in riva ai fiumi e ai laghi, con spirito leggero, con animo cortese, attento, rispettoso verso la natura, gli animali e le piante. Magari comportandovi in questo modo la prima volta non riusciremo ad incontrarci,
ma sicuramente avrete trascorso una splendida giornata guardando e ascoltando la natura con uno spirito nuovo. Delle agane ricordiamo e conosciamo sicuramente il loro amore, l'amore per la montagna, l'amore per le piante e gli animali. Animali che custodivano e piante che facevano crescere con tanto amore. Riescono a parlare con gli animali e se ne prendono anche cura, perché sappiamo per certo che le agane erano le custodi, e lo sono ancora adesso, le custodi di questa nostra terra. Se sentite un canto particolarmente bello e piacevole, cercate di non fare rumore, avvicinatevi con molta cautela e potrete magari osservare e vedere da vicino le nostre agane, che sicuramente ancora oggi vivono qui in questi nostri bellissimi boschi e magari vicino al Bus degli Saganis, dove ancora adesso si dice che ogni tanto si incontrino. Noi glielo auguriamo di cuore. Dicono di noi che siamo giovani, belle e gentili. Questo è vero. Ma se non rispetterete il nostro mondo, diventeremo delle streghe e ve la faremo pagare a caro prezzo.